Siamo con Carla Padovan, che è del Consorzio di Promozione Turistica Vicenza e sarà proprio lei la protagonista che ci aiuterà a comprendere che cosa ci riserva questo periodo estivo, ma anche l'inizio dell'autunno in questa città e che cosa non perdere anche in questo periodo. Allora, intanto per scoprire Palladio io direi che non sono da perdere le visite guidate. Ogni sabato, ogni domenica abbiamo Palladio per mano, per cui accompagniamo i turisti che non sono organizzati, che arrivano italiani e stranieri, e li accompagniamo proprio per mano a visitare tutto il centro storico dove ci sono i più importanti palazzi di Palladio. Poi la domenica mattina invece facciamo i palazzi dell'arte con il Teatro Olimpico e i palazzi che sono museo, quindi che conservano pitture, sculture, le cose più importanti della città. Abbiamo la possibilità di visitare Vicenza e la sua provincia in bicicletta. C'è una nuova ciclopista di 30 km appunto lungo la Riviera Belica, che poi lì, lasciando la Riviera Belica, si può entrare nei paesetti e andarla a scoprire, fare anche mountain bike, fare le cose anche più estreme, e ci sono tantissime possibilità. E io inviterei anche gli ascoltatori, così si ricorderanno meglio e focalizzeranno meglio, a visitare il nostro sito che è www.vicenzae.org, e lì praticamente potranno visitare tutto ciò che può offrire la nostra provincia. Dalle possibilità sportive, perché poi nella nostra provincia c'è anche l'altopiano di Asiago, c'è Recoaro Terme, c'è Tonezza del Cimone con l'altopiano dei Fiorentini, per cui c'è un sacco di attività che durante l'estate ovviamente riparte e si riavviva e anima anche gli ospiti del nostro territorio. E adesso invece ci troviamo nel cuore della Marca Trevigiana, siamo a Possagno e in nostra compagnia c'è il direttore del Consorzio di Promozione Turistica della Marca Trevigiana, Alessandro Martini. Che cosa ci attende per questa estate trevigiana, tra virgolette? Certamente per noi sarà soprattutto il mese di luglio che stiamo affrontando un periodo all'insegna dello sport, degli eventi sportivi, dei grandi eventi sportivi internazionali. Siamo prossimi al Gran Fondo Terre Rosse di mountain bike sul Montello, piuttosto che alla Transalp. Qui alle nostre spalle una grande gara che parte dalla Germania per arrivare fino a Crespano del Grappa, ma piuttosto ancora al Gran Fondo Pinarello. Ecco, eventi che classificano la città e la provincia di Treviso e valorizzano in qualche maniera anche il lavoro fatto dalla provincia, dal consorzio e da tutti gli attori del turismo con il club di prodotto Treviso, la provincia dello sport. Dalla fine di luglio ai primi di agosto, per buona parte del mese di agosto, c'è la grande mostra dell'artigianato di Cison di Valmarino, un evento che ormai richiama centinaia di migliaia di persone dall'Italia e dall'estero, e ancora grandi eventi legati all'enogastronomia. Qui ad esempio a Possagno domenica e tutte le domeniche fino a settembre si tengono all'interno della Gipsoteca la visita alla tenue luce di Psiche. Vale la pena di venire e di visitare questi luoghi. Ripeto, su visittreviso.it e marcatreviso.it c'è il calendario di tutti gli eventi fino a settembre. Benissimo, ringraziamo anche il direttore, i suggerimenti sono ben chiari e le opportunità quindi esistono e sono vicine a tutti quanti noi.